Non è mai una cosa leggera varcare la soglia di un carcere, immedesimarsi fin dalla guardiola nella vita tra mura e cancelli degli agenti della polizia penitenziaria e appena consegnati all'ingresso documenti, borse e telefonino, ritrovarsi a tasche vuote a rivolgere gli occhi agli alloggi e alle celle di quei due grandi palazzi che danno il nome al penitenziario padovano, cercare di immaginare qualcosa di questo mondo recluso dove la vita è più dura e cruda per tutti, le regole sono il pane quotidiano ed ognuno infine deve anche decidere come continuerà la sua vita. Qui al Due Palazzi di Padova, carcere modello per progetti di rieducazione diventati un esempio in Italia e in Europa, ci vive una piccola città, 300 agenti e un'ordinata organizzazione amministrativa, 640 detenuti e una grande quantità di volontari che giorno dopo giorno, da decenni appunto, tra grandi speranze e spesso grandi delusioni, si avvicinano a chi sta scontando qui la sua pena, confidando di recuperare alla società una persona cambiata. Le esperienze sono molte, la scuola, la formazione e naturalmente il lavoro. La nostra visita, organizzata dal coordinamento del carcere, è speciale. Siamo con il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. I carcerati che seguono questi progetti hanno una percentuale di recidiva del 2%, vuol dire che su 100 persone che escono, 98 non faranno più i delinquenti. E questo è un grande dato che ci permette di dire che questa è la via giusta, il progetto giusto per dare una mano a questi signori e per fare in modo di garantire loro un progetto di vita dopo il carcere e sicurezza per i cittadini. Il tema non è fare nuove carceri, ma il tema è fare progetti di rieducazione dando anche un senso alla carcerazione. Si rovescia il paradigma della sicurezza. Beh, sì, si rovescia perché questo è un modello virtuoso che è quello di Padova, dei Due Palazzi di queste cooperative, e dall'altro fa pensare il fatto che se avessimo un progetto come questo, diciamo come modello distribuito su tutta Italia, su tutte le carceri, coinvolgendo magari, ragionando per assurdo, tutti i carcerati ove possibile, sapremo che usciti da quel carcere non commetteranno più reati. Quello che oggi abbiamo visto alla presenza, ecco, del Presidente Zaia, quello che abbiamo visto è proprio una realtà che è stata possibile realizzare grazie a sforzi congiunti, a obiettivi condivisi. In questo mi viene anche da dire che il carcere risente positivamente anche del territorio. Quando si fa il mio lavoro si comprende l'importanza anche del territorio circostante. Ecco, il movimento, ecco, del territorio padovano arriva anche nella casa di reclusione e si traduce in forme virtuose di collaborazione, anche interistituzionale molto spesso. Io credo che il carcere possa essere efficace nella misura in cui riconosce la centralità della persona, che non vuol dire essere buoni, non vuol dire sottovalutare l'aspetto dell'esecuzione penale e tutt'altro, vuol dire tentare di restituire alla società persone non più pericolose, persone che hanno rivisto il sé e hanno compreso l'errore. Al Due Palazzi le occasioni sono tante, si lavora all'assemblaggio delle viti Fisher, alle valigie Roncato, si montano persino dei componenti di auto di lusso come la Ferrari, si levigano i tacchi delle più grandi case di alta moda del mondo e poi c'è la pasticceria e i call center, tra cui quello del CUP dell'ospedale di Padova, dove Luca Zaia non resiste e si improvvisa centralinista, riuscendo anche a risolvere in pochi minuti il problema di una signora alle prese con una prenotazione di una visita. E la vuoi spostare per che motivo?